Si è persa una grande occasione per esercitare la democrazia che è rappresentata dalla consultazione popolare e il governo spagnolo di Rajoy non ha fatto quello che hanno fatto gli inglesi con gli scozzesi sono andati al voto, poi Londra ha fatto la sua campagna per il no, la Scozia per il sì e alla fine si è concluso questo referendum nella maniera che sappiamo, nel 2014. La Spagna ha scelto la democrazia di sostituire la democrazia ai manganelli. I manganelli abbiamo visto picchiare anziani, anziane, ragazzi, persone, penso che questa sia la peggiore pagina di storia che scrive la Spagna dopo il franchismo. E non si gestisce così la partita, peraltro la partita catalana non è una partita a sorpresa. Voglio ricordare che il movimento indipendentista catalano esiste da un'ottantina d'anni, da prima con Jordi Pujol per 25 anni, poi Artur Mas e oggi Puigdemont. Per cui lo Stato spagnolo conosce bene le istanze catalane. Dall'altro devo anche dire che il referendum dei Veneti è un referendum rispettoso della legge, in linea con la Costituzione, prova ne sia che noi facciamo questo referendum in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale. Il referendum del 22 ottobre è un referendum legale, è un referendum sull'autonomia, viceversa quello della Catalogna non era stato bocciato dalla Corte Costituzionale, era sull'indipendenza. Sì, questo è vero, però è pur vero che la Catalogna, questo movimento indipendentista è un movimento forte, l'abbiamo visto nelle piazze, se quelle piazze non fossero state piene Madrid avrebbe già vinto il confronto con la Catalogna. La verità è che dobbiamo chiederci davanti a questi movimenti che comunque si ripetono e si ripeteranno in giro per l'Europa e per il mondo, dobbiamo chiederci fino a che punto le carte costituzionali sono mummificate e fino a che punto si può liquidare il popolo con manganellate. Penso che davanti a milioni di persone che chiedono il cambiamento di una Costituzione forse varrebbe la pena di dire, come diceva Rousseau nel contratto sociale, che qualcuno ti elegge per rappresentarlo. Evidentemente qua ci sono parlamenti che non rappresentano più il popolo. Qual è la differenza tra il referendum veneto e quello lombardo? Beh, ad esempio ce n'è una fondamentale, quello veneto, anche se i giornali nazionali non l'hanno ancora capito, ha il quorum. È un referendum che sarà valido solo se il 50% più uno dei cittadini è andato a votare. Quello della Lombardia non ce l'ha. E dopodiché poi ci saranno tutte le declinazioni, perché dal momento in cui i referendum saranno celebrati ogni regione poi avrà le proprie declinazioni.